Serie B-Win, tutti i colori della passione. Per la 13ª giornata di Serie B-Win il Vicenza arriva in visita allo stadio Romeo Menti, ma non quello in cui è abituato a giocare di solito, bensì quello di Castellammare, dove va in scena una cruciale sfida a salvezza contro la Juve Stabia. I padroni di casa schierano il solito 4-4-2 facendo però un po' di turnover. In attacco si punta su un Bakogu al fianco di Sau. Il Vicenza ha cambiato faccia dall'arrivo di Gigi Cagni, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale. Si affida al tridente formato da Soligo, Tulli e l'ex Baclé, premiato prima del match, mentre invece riposano Bruscato e Polucci. Minuto di silenzio in memoria di Giulio Campanati, ex presidente AIA per 18 anni. Poi il fischio d'inizio del signor Di Paolo d'Avezzano. Subito i padroni di casa in avvio di partita in avanti. Sesto minuto, Raimondi prova a girarsi, tiro ribattuto, ci prova poi il belga Mori da fuori, ma la palla è a lato. Al 26esimo poi va in avanti anche il Vicenza, quella che sarà l'unica azione biancorossa del primo tempo. L'ex Baclé tira dalla distanza, ma in due tempi para Colombi. Al 27esimo poi Bakogu improvvisa lo slalom gigante di Adelboden sulla sinistra, mette all'indietro una palla che arriva a Zito, si infila in rete il tiro sporco di Zito, ma tutto viene annullato per fuorigioco dello stesso 18enne nigeriano, che come vedete sta davanti al portiere Frison e gli ostacola la vista, diventando fuorigioco attivo. Al 29esimo corner per la Juve Stabia, la palla arriva a Sau, il cui tiro deviato finisce sul fondo dando l'impressione del gol. Dopo un minuto su un altro angolo svette di testa Mori e bravo Frison a respingere la sua conclusione e salvare il risultato. Non è contento della sua squadra Gigi Cagni, mentre qua rivediamo la parata di piede di Frison. Al 34esimo i campani sono sempre pericolosissimi da calcio piazzato, qui Scognamiglio manda alto di testa sempre da calcio d'angolo. Al 37esimo poi sono sempre le Vespe in avanti con questo tiro da fuori di Raimondi deviato dalla difesa vicentina, palla che esce sul fondo. Sul corner successivo la Juve Stabia, che continua a premere, va vicino al gol grazie a un tentativo di autorete della squadra veneta. Finisce così un primo tempo tutto di marca giallo-blu, soprattutto nella seconda parte, mentre il Vicenza è apparso parecchio spaesato. La Juve Stabia prova a farsi in avanti anche in avvio di ripresa al 52esimo, ma questo colpo di testa di Sau è fin troppo pretenzioso e finisce sul fondo. Il Vicenza non attacca mai, allora al 53esimo prova a cambiare qualcosa a Cagni, inserendo Mustacchio al posto dell'evanescente Tulli. Al 57esimo però è sempre la Juve Stabia in avanti, cross lento di Bakogu che passa davanti a tutta la porta. Si complica la vita il Vicenza, che concede un corner. Allo stesso minuto allora la Juve Stabia cerca di aggiungere peso e pericolosità in attacco, inserendo Danilevicius per Raimondi. E al 63esimo sul 10° corner della Juve Stabia nasce una mischia, la palla arriva a Cazzola che rimette in mezzo verso Gennaro Scognamiglio, che da 0 metri deve solo aggiungere lo zucchero a velo sulla torta. Primo gol stagionale per il difensore centrale napoletano, che non aveva mai segnato in Serie B-Win e aveva all'attivo solo 6 reti in 6 anni di carriera senior. Subito dopo il gol si copre Braglia, che toglie la punta a Sau per inserire un difensore come Baldanzeddu, lasciato inizialmente a riposo. Prova una timida reazione il Vicenza con un corner da cui nasce questo tiro al volo dalla distanza, assolutamente innocuo però la conclusione per il portiere Colombi. Il Vicenza non riesce più a creare nulla fino al 92esimo, quando con la forza della disperazione prova a farsi vedere con questo tiro al volo di Baclé. Finisce però altissima la conclusione del francese, ex proprio Juve Stabia. Al 93esimo allora provano le Vespe a chiudere la partita con un siluro di Cazzola, che si stampa però sulla parte alta della traversa. Allora c'è ancora tempo per il Vicenza, che con questa punizione da metà campo va al colpo di testa di Martinelli. Che miracolo però di Colombi, che salva l'1-0 e i 3 punti. Finisce quindi 1-0 per la Juve Stabia, che coglie così la quinta vittoria nelle ultime 7 gare. I campani si rilanciano perciò fuori dalla zona di retrocessione nonostante i punti penalità. Ancora critica invece la posizione del Vicenza, che resta sempre a secco vittorie, lontano da casa.